Continuano a pieno ritmo i lavori sul nuovo polo natatorio di Selvazzano. Dopo l'avvio dei cantieri nel settembre scorso, realizzati gli scavi dai quali sono già visibili le fondamenta della struttura. Abbiamo fatto il punto sulla realizzazione del centro con il sindaco Enoch Soranzo durante l'inaugurazione dell'ampliamento realizzato nell'antistante scuola Bertolin. Che nel 2013, quando abbiamo inaugurato la mensa scolastica, avevo promesso che questi giovani amici sarebbero stati protagonisti di un impianto natatorio, un impianto sportivo che oggi ha un nome, si chiama Centro Nuoto Sportivo Carlo Pedersoli detto Bud Spencer, quelle che vengono definite per semplicità piscine comunali, un impianto da 10 milioni di euro che proprio si affaccia proprio sotto le nuove aule. L'impegno è stato, credo di poter dire, mantenuto e oggi questi ragazzi sono i protagonisti di una crescita di una città nei fatti e con un principio che gli impegni vanno mantenuti e mai traditi. Ecco appunto l'impianto, si vede da qui come va la costruzione. Ma si può vedere con i propri occhi, è un'opera complessa, è un'opera che non solo per dimensione economica e dimensione strutturale di costruzione, sono in corso, hanno terminato gli scavi, si vede la dimensione dell'intervento, sta procedendo veramente a velocità massima, la cittadinanza e chi lo vive quotidianamente si sta accorgendo che ritmo le imprese stanno impremendo sulla costruzione di questa nuova opera. Credo di poter dire che non solo sarà mantenuto, se rimarrà questo il ritmo di costruzione, il termine contrattuale, ma forse anche lo anticiperà. Credo di poter dire che siamo molto felici di veder crescere un'opera che nel quadrante padovano dell'intera provincia è tra le prime per dimensioni sia di carattere economico che strutturale di tutta la provincia di Padova. Swishomer Channel News, Tencarola di Selvazzano.